Nel periodo medievale, qui al posto del monumento dei caduti c'era la chiesa di Santa Maria in Castello, che è stata chiesa parrocchiale del paese di Vidor fino all'inaugurazione della nuova chiesa che si trova adesso in paese nel 1748. Quindi questo posto ha rivestito per i vidoresi per molti secoli un punto di riferimento spirituale molto forte. Quando inizia a perdere la sua importanza la chiesa che si trovava sopra questo colle? Comincia a perdere la sua importanza quando il mondo cambia, quando le idee illuministe che invadono l'Europa arrivano anche dalle nostre parti. A Vidor l'illuminismo si concretizza con diverse iniziative, anche economiche, che portano anche ad uno sviluppo, per esempio, delle filande nell'ultima parte del secolo, e che, in riferimento proprio alle chiese, porta alla costruzione della nuova chiesa nella piazza principale intitolata al Santo Nome di Maria. E la struttura che si trovava in questo colle che fine fa? Purtroppo l'antica chiesa aveva subito dei grossi danni durante il periodo bellico della Prima Guerra Mondiale. Sarebbe stato molto interessante poterla ammirare ancora perché conteneva secoli e secoli di storia, ma dopo la battaglia di Vidor avvenuta proprio su questo colle tra l'8 e il 9 di novembre 1917, la chiesa aveva subito troppi danni, è stata completamente distrutta quando i nostri vidoresi sono tornati dal profugato e su questa chiesa è stato costruito il nuovo monumento ai caduti, che contiene esso stesso una chiesa intitolata però alla Vergine Addolorata. Ed ora questo luogo che cosa rappresenta per i cittadini di Vidor, ma soprattutto che cosa rappresenta per la professoressa Maurizia Manto? Una domanda emozionante, perché questo luogo è un simbolo per tutti i vidoresi e anche per la sottoscritta. Per tutti quelli che sono nati ai piedi di questa collina, questo posto è un posto indimenticabile e racchiude in sé tanti significati. Prima di tutto il ricordo dei nostri padri, che l'hanno voluto dopo la distruzione della guerra, quando il paese era completamente distrutto e nella generale povertà sono riusciti a costruire un monumento che ancora oggi parla per la sua bellezza, per la sua maestosità e per la pregnanza della sua spiritualità. E ci sono invece altri manufatti di cui lei vuole parlare? Che cosa si trova? Quella statua in cima a questa piccola chiesetta, diciamo al monumento in generale? Ecco, sì, è molto significativa la statua della Vittoria Alata nel campanile principale, che guarda verso il Piave e che appunto è il simbolo della pace che questo monumento vuol mandare a tutti gli uomini della terra.